Nuovo vlog. Qui c'ho un bel colore, un bel misto di colori. Allora ci ho messo i peperoni dell'orto, quei 2 peperoni che avevo piccolini, i pomodorini dell'orto, un pomodoro grande sempre dell'orto e basta. E intanto faccio andare così, e il misto per soffritto. Intanto faccio andare così, un po' che si ammorbidiscano i pomodori. Poi ci aggiungo tutte le varie spezie, intanto lascio andare. Oh, scendi, che quando faccio così schizzo roba ovunque. Faccio andare questo e poi quasi quasi io ci aggiungo semplicemente del tonno in scatola e viene un sughetto perfetto. Non so se fare pasta o riso oggi. Comunque questo colore poi andrà via perché poi uso salsa di soia e allora diventa tutto sul marroncino ogni volta, perché mi piace condire con quelle salse soia o teriyaki o quelle robe là, insomma. E niente, sto preparando il pranzo perché sono le 12:41. Tu cosa vuoi? Ah, davvero? Ah, brr. Ehi, bistecchino. Ah, qua c'è un altro bistecchino. Vediti? Ti bello. C'è un mimi bello. Sì, va bello. Come clima non si sta neanche male di fuori. Prima c'era vento, adesso si sembra un po' attenuato. Sì, c'è aria. Boh, vabbè, comunque oggi il tempo è un po' così. Io pensavo che piovesse. Pensavo piovesse tutta la mattina, pensavo di alzarmi e trovare pioggia, invece no. Stamattina c'era il sole, adesso è un po' nuvoloso, ma insomma, questo non ha successo, devo cambiarlo. Purtroppo mi tocca cambiarlo. Ciao Mimì! Buongiorno! Non riuscite a fare le unghie lì? Si aggira. Cosa cerchi? Cosa stai cercando qua? Ragnatele da mangiare. Pepe. Bailey. Vediamo se c'è il principino qua fuori. No, è andato via. Era qua prima. Era sbaccato qui. Perché ho messo a asciugare i tappeti stamattina che c'era il sole. Eccolo lì. Bue, ti vedo, sai? Ciao! Ti sono mancata. Lo so, sì. Mau, sì, Mau, dimmi. Guardate che regalo che mi ha fatto, si è tolto da solo i rasta che aveva sulla schiena. Un giorno sono alzata e li ho trovati nella cuccia, quindi sono stata stracontenta, finalmente, perché sembrava un gatto malandato. Baragnao, che bello, bellissimo. Però la pappa tu l'hai già mangiata, sai? Io vado dentro. Cosa c'è? Ciccione. La pappa ce l'hai ancora un po'. Mangia quello che è rimasto. Vieni dentro. Tu sei sempre in mezzo. Sì, ogni volta che vado da Bue, tu sei sempre in mezzo ai piedi. Vero? Sì, perché devi controllare, geloso. Ecco qua la mia pasta pronta. Il mio piattino. Quasi quasi mi metto qua a mangiare perché non si sta per niente male. Mi sono messa in casa perché fuori c'è sole. Mi avrebbe dato fastidio perché l'ombrellone l'ho già tolto dal poggiolo. Quindi buona, e si sente tantissimo il gusto dei peperoni. Poi sono peperoni dell'orto, quindi hanno un gusto, cioè senti il profumo anche lontano chilometri. È venuto molto buono questo sugo. Giretto di controllo. Qua c'è solo acqua, ma c'è da controllare di qua. Boh. Ma non lo so, lì c'è acqua, forse un po' di materiale nuovo.
non c'è niente di che, dai, tutto nella norma. Giro qua su al villaggio, adesso vado giù a casa perché ora è decisamente ora di andare giù. Oppa! Sapete cosa faccio? Vi metto qua, se riesco, ecco, e via, vado giù verso casa. Sono un po' in ritardo stasera e mi sono un po' persa. Ah, guarda che adesso si vede il pelmo. Ho fatto delle foto, guarda che bello. Vabbè, ormai non scendo più. Ho fatto delle foto, c'era il cielo bellissimo e adesso è ancora più bello dopo la pioggia. Vabbè, vado giù a casa. Adesso che manovra faccio? Boh, facciamo così. Bah, non devo neanche fare retromarcia. Guarda che ben. Meglio di così. Un po' le luci accese, no? Accendi le luci. Qua è già buio praticamente. Sono le 19:46. Ma è... Sì, non è buio. No, non è buio, c'è ancora luce, però... un po' una tristezza. Già si sono accorciate tantissimo le giornate, proprio tanto, e a me sapete che mi mette una tristezza questo andare verso l'inverno, perché sì, verso l'autunno non mi dispiace, perché si colora tutto, ci sono comunque giornate ancora calde, però io amo l'estate, io sono proprio per l'estate veramente, ma so che molti di voi mi seguite non amano l'estate perché da voi fa tanto caldo, e qua no, qua quel poco caldo che c'è veramente lo desideriamo tanto e poi dura pochissimo e subito inverno. Per me, buongiorno. Beh, oddio, è già tardi, sono già quasi le 11. Non ho avuto una gran serata ieri sera, non è stato un granché perché sono stata un po' male di nuovo. E poi dovevo andare a fare la doccia, dovevo lavarmi per forza, ma è stata una roba difficile. Qui ho un tè caldo e vado di tè sperando che la mia vescica non mi abbandoni. Comunque, nuova giornata. Avevo tirato fuori la pentola a pressione, ma la rimetto anche via e spreparo anche la tavola perché scelta un po', cioè decisione un po' presa all'ultimo, no un po', presa all'ultimo, andremo a mangiare in baita, quindi la Franza sta tagliando l'erba, mi fa, e se dopo vuoi fare qualcosa, guarda che bella giornata che è, e allora ho detto, boh, aspetta, ci penso io. Farà fresco, farà decisamente fresco perché qui la stagione è veramente cambiata ormai. Vabbè, tenete conto sempre la fase di registrazione, cioè tenete conto le 2 settimane, quindi per me adesso è l'ultima domenica di agosto, quindi da domani sarà settembre, inizieranno a riuscire i video. E tenete conto sempre di queste 2 settimane tra registrazione e pubblicazione. Qua sì, è già cambiata la stagione, già agosto ha fatto delle belle giornate, prima del Ferragosto ha fatto caldo, veramente caldo, bello, e poi è tornato il brutto tempo, fa delle giornate un po' calde, un po' fredde, miste. Vabbè, comunque oggi è una bellissima giornata dopo alcune giornate di pioggia, quindi dobbiamo goderci questo sole e quindi l'unica è andare su in baita e stare tranquilli lassù, beati. Quindi niente, questo è il programma della domenica. Questo è un nuovo pigiamino, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il pigiamino nuovo che ho preso da Shein, ce la posso fare a farvelo vedere, eh? Stai lì, fermo. Questo è bellino, comodo, è leggero, è molto leggero, non è una roba, è trasparente praticamente,
Però molto comodo. Questa è una taglia L. Ditemi che questa è una L. Questa non è una L, è una M se proprio. Non è una L, anche perché di maniche è corto. E anche la lunghezza non è che sia, cioè non è tanto lungo, anche perché io il pigiama lo porto il più su possibile e quindi diciamo che arriva alla caviglia. È abbastanza corto il pantalone, non è tanto lungo. E sono un po' storna adesso, mi sono alzata di colpo. Ho spostato la macchina che Franz doveva tagliare erba e quasi quasi do una pulita alla macchina internamente perché è un cesso. Qua mi hanno abbandonata, sono qua da sola. Perché mi sto spostando con lo sdraio perché c'è quell'albero in mezzo, mi fa ombra. E quindi mano a mano mi sto spostando. Ma ancora un po' vado a finire giù di sotto. Ci sta molto bene al sole. Però sì, col maglione. Prendo un po' di sole alle gambe che fa bene alle ossa. Visto che io ho la mia carenza di vitamina D. Però senza maglione no, perché c'è vento e è bello fresco. Vabbè, che relax. Che luce autunnale che c'è. C'è una luce veramente autunno. Tocca spostarmi perché qua c'è freddo adesso. Anzi, mi vado a bere qualcosa. Che freddo che c'è qui. Madonna. Sì, tra un po' vado laggiù. Però laggiù si sta meglio. Si starebbe meglio. Qua sono proprio in un posto sfigato. Qui forse va bene. Pepe, sei un po' grasso. Ma guarda qua che panciotto. Mamma mia. Che panciotto. Ti piace? Pepe. Che bello. Chiamimi. Guarda qua che ciccia. Cosa fai, Kitty? Ehi, alla ricerca delle ragnatele perdute. Guardaci, sempre. Ma mommy, da panciona?